Allora, intanto grazie dei complimenti, e i complimenti hanno girato a sti ragazzi che, ripeto, l'ennesima volta forse sarò logorroico, forse sarò ripetitivo, ma i complimenti vanno a questo gruppo di ragazzi fantastici. Noi oggi avevamo un'assenza di tre ragazzi importanti, che sono il capitano Mattia Palmieri, che per motivi lavorativi oggi non è qui con noi, e Andrea Lippolis, conosciamo tutti le sue doti, e i due spagnoli che sono tornati in Spagna, quindi oggi non erano qui con noi. E quindi oggi avevamo delle stesse importanti, però abbiamo visto che questo è un gruppo e le squadre di calcio a mio avviso si fanno innanzitutto con i gruppi. Se c'è un gruppo coeso e intento a fare tutti quanti e lottare per lo stesso obiettivo, alla fine si possono raggiungere i risultati, poi il campo è il verdetto. Per quanto riguarda la partita di oggi, quando ho saputo che giocavamo su questo campo prima della partita mi ha preso un colpo, sono sincero, perché avevo letto la partita come noi di solito siamo abituati ad aggredire l'avversario. Con un campo così grande non siamo abituati. Saremmo andati dopo 10 minuti stand by fisico e mentale, quindi ho detto ai ragazzi di giocare più o meno, la nostra esperienza in Russia ci ha aiutato molto, come abbiamo provato in Russia, aspettare nella nostra tre quarti campo l'avversario ed aggredirlo appena varcava il centrocampo. Credo che comunque loro sono una gran bella squadra, conoscendo anche le doti loro, avevamo fatto un amichevole, vedendo i giocatori che hanno, tutti bravi a palleggiare, dovevamo stare noi stretti al centrocampo e pronti a ripartire con le doti di San Marco, che veniva a allargarsi sulla sinistra, in modo che i nostri giocatori potevano provare l'inserimento, perché loro, spostando la squadra verso sinistra su San Marco, si librava lo spazio centrale e abbiamo creato qualche occasione così. I ragazzi sono stati bravi, non posso dire niente, nuovi complimenti soprattutto a loro. Allora, noi andremo a affrontare la Serie A, l'ho fatta l'anno scorso e conosco le difficoltà, la seguo perché io sono un appassionato di calcio a 8, quindi mi vedo tutti gli highlights che la Fanner mette in mostra, mi vedo spesso anche le partite integrali perché comunque c'è da imparare, nessuno nasce imparato e guardando le migliori squadre che ci sono nella Lega a volte si apprende, si capiscono dei movimenti, poi logicamente la Serie A farla ragazzi è completamente differente rispetto al percorso che abbiamo fatto noi quest'anno, sono due campionati completamente diversi. Noi dovremmo essere bravi a confermare il gruppo portante e dovremmo mettere quegli innesti giusti. Ad oggi non so dirvi quanto, noi adesso faremo già col presidente, con il direttore sportivo, abbiamo già parlato tra di noi più o meno quali sono i nostri obiettivi, il numero di preciso non lo so, cercheremo di allestire una squadra competitiva, dirvi oggi a giugno appena è finita adesso la Coppa Italia più o meno come sarà l'andamento non lo so, noi sicuramente, questo faccio io da garante, ogni partita ce la metteremo tutta. Allora, io credo che siamo pronti per fare una rappresentativa, io sono sincero, tutti dicono sì, 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 io dico ni, voglio essere una voce fuori dal coro. Ni in che senso? Che bisogna essere tutti pronti e facendo una bella riunione, i dirigenti della Lega, facendo capire bene qual è il progetto. E per quanto riguarda i giocatori che la rappresentano, sì, siamo prontissimi, cioè, i giocatori che frequentano questa Lega sono giocatori di assoluto valore. Ho visto, adesso noi siamo tornati dalla Russia, non abbiamo niente da invidiare, ma loro hanno molto l'organizzazione di squadra. Da loro è professionismo, si allenano 4 volte a settimana e c'è gente che lavora per quello sport, quindi guadagna soldi e fa prettamente quello. È un po' differente, però io credo che per varcare con un piano ben strategico e un'organizzazione fatta bene da tutti i presidenti, dalla direzione della Lega, secondo me ci si può riuscire, anche perché, ripeto, a livello di allenatori e a livello di giocatori questa Lega Calcio 8 non ha da invidiare niente a nessuno. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se c'era un altro avversario, se era più forte, se quello, se quell'altro, è giusto, cioè, però io posso dire anche benissimo se c'avevo la squadra al completo. Purtroppo ragazzi il calcio non è niente di scritto. Vi racconto questo in 2 secondi. CSK a Mosca, squadra più forte di Russia, squadra accreditata per vincere il titolo, ci presentiamo noi un po' demoralizzati perché veniamo da una sconfitta, entriamo in campo, facciamo una partita da vita, vinciamo i rigori, una partita 2-2 storica, i giocatori loro erano scioccati e parliamo di Shirokov e un altro giocatore che adesso non mi viene in mente, perdonatemi, ci sono venuti a fare i complimenti a fine partita perché non ce la facevano neanche a parlare, non se l'aspettavano, quindi il calcio non è una scienza scritta, inizia vuol dire che le partite vanno giocate, chi è più intelligente, chi è più freddo, chi è più fortunato, perché spesso sono gli episodi che decidono, oggi noi siamo stati fortunati sugli episodi, sarebbe vinto il Bar Cristal, non si sarebbe gridato allo scandalo, complimenti a tutte e due le squadre e complimenti soprattutto a noi che ce l'abbiamo fatta alzare sta coppa.